Crediamo in Gesù, confidiamo in Gesù con tutto il cuore, perché noi siamo alla sua presenza e siamo stati chiamati per avere fede in Lui e per vedere la sua gloria, per vedere la sua potenza, la sua forza manifestata in ognuno di noi. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore, la sua misericordia dura in eterno ed il suo braccio opera potentemente. Lui disperde i superbi di cuore, i potenti rovescia dai troni. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. Innalza gli umili in alto fino a sopra i cieli, ricolma di beni quelli che hanno fame. A mani vuote lascia andare i ricchi e gli dona soccorso a Israele. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. 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 Shailara, Beni aznesema, Isna shilara hela iznamaye. Santo, santo, santo sei degno, Signore. Nessuno è come te.
Sei benedetto, Signore, glorioso Re. Vogliamo alzare le mani e lodarti, Signore, adorare la tua presenza, adorare, Signore, quanto sei buono e quanto sei grande. Tu non ci hai abbandonato e non ci abbandonerai. Meraviglioso Dio, meraviglioso Padre, meravigliosa luce in me, meravigliosa visione sei, meraviglioso e concreto sei dentro me. Pone a meraviglioso sei, meraviglioso Re dei Re. Oh Dios me Santo, 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 santo sei. Il leone della tribù di Giuda, il leone che mi difenderà, il leone che ruggisce per la vita mia, il leone che mai, mai, mai mi abbandonerà. Vieni, vieni Spirito del cielo, vieni, vieni Dio, vieni, vieni, alleluia. Quando permette il suono della trompa, del corno, Lui vuole radunare ogni popolo di ogni lingua, razza e nazionalità. Lasciati radunare dal Signore. Mettiti con chi ama Gesù. Separati da chi odia Gesù. Sta insieme a chi ama Gesù, perché Egli ti vuole salvare, ti vuole aiutare, ti vuole proteggere, ti vuole portare avanti, ti vuole incoraggiare, consolare, ti vuole trasmettere l'amore puro, il suo amore vero. Fatti aiutare da Gesù, non disprezzare la sua chiamata. Mettiti in adorazione, adoralo. Adoralo con quelle parole semplici che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore e ti fa sentire nella mente.
ti adoro, Non ti sentire disperso, non ti sentire lontano, ma avvicinati a Gesù. Sento le parole che salgono al trono come un profumo e sento un vento dolce che soffia dentro al cuore mio e innalza la lode. Tu sei la mia poesia, il canto dolce che la mia vita fa gioire. Ora mi sento completo in te, io lo so, di primavera dentro al cuore mio e innalza la lode. Tu sei la mia poesia, il canto dolce che la mia vita fa gioire. Ora mi sento completo in te, io lo so, di primavera vivo. Tu sei La mia poesia, il canto dolce che la mia vita fa gioire. Ora mi sento completo in te, io lo so, di primavera vivo. ora, io sono completo in te, sì lo so, di primavera vivo, io lo so, di primavera vivo, Di primavera vivo, di primavera vivo, vivo di te, di primavera vivo, io vivo di te. di primavera vivo. Vieni Spirito, vieni Spirito, Vieni, 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 vieni. riempici di te. Vieni Spirito, vieni Spirito, riempici di te. Vieni Spirito, vieni Spirito, riempici di te. Ancora, vieni Spirito, vieni Spirito, riempici di te. Vieni Spirito,
Vieni Spirito, riempici di te, la tua presenza. Vieni Spirito, riempici, riempici della tua gloria. Vieni Spirito, riempici di te, riempici di te. Vieni Spirito, noi siamo qui davanti a te. La tua unzione su di noi, la tua unzione sopra noi. Vieni, vieni Spirito, vieni su di noi ancora. Vieni Spirito, vieni Spirito. Shana smasara mara lara yasa, oh shana yasna hima. Ezechiele 34, versetto 1. E tenete il segno perché leggeremo tutto il capitolo, piano piano. Quindi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di a questi pastori: così dice il Signore l'Eterno, guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero invece pascolare il gregge? Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con forza e durezza. Così esse, per mancanza di pastore, si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le fiere della campagna e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e su ogni alto colle. Sì, le mie pecore sono state disperse su tutta la faccia della terra e nessuno è andato in cerca di loro o ne ha avuto cura. Amen. E potete sedere. La settimana scorsa abbiamo parlato di come Gesù è la porta delle pecore. Vi ricordate? Gesù ha detto: io sono la porta delle pecore. Abbiamo letto questo in Giovanni. Ora, Giovanni, per quanto riguarda la figura di Gesù, ha delle particolarità. Rispetto agli altri tre Vangeli, Giovanni pone Gesù, parla di Gesù, ecco, meglio ancora, parla di Gesù come se fosse Dio, cioè è Dio, ma Giovanni nel suo Vangelo lo dice chiaro e tondo, non se lo fa nascondere. Mentre negli altri tre Vangeli c'è una rivelazione che è solo per gli apostoli. Infatti Gesù dice sempre: non ditelo a nessuno, per il momento tenetelo segreto, fino a quando il Figlio dell'uomo non sarà innalzato. Invece Giovanni parla di Gesù come Dio. Noi lo vediamo subito al primo versetto, dove dice: in principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Parlando di Gesù dice: la parola, Gesù, era presso Dio, ma Gesù è Dio. Questa è la particolarità di Giovanni. Quindi Giovanni è anche teologicamente molto più esplicito in questo, tant'è che noi sentiamo Gesù parlare di se stesso in maniera unica. Anche negli altri Vangeli lui dice io sono, ma in Giovanni prende una rilevanza particolare, perché quando lui dice io sono, sta dicendo che lui è Dio, perché il nome di Dio, il tetagramma, cioè quello che noi traduciamo con l'Eterno, cioè Yahweh, Gesù dice io sono Yahweh. E gli ebrei questo lo capivano benissimo. Quando lo vogliono uccidere è perché lui sta dicendo
che è Dio, lui si faceva uguale al Padre. Ora in Giovanni noi troviamo 5 rivelazioni dirette dove lui dice proprio io sono. E poi ci sono 7 altre rivelazioni. Una di queste è quella che abbiamo visto la settimana scorsa, che è io sono la porta delle pecore. E abbiamo visto come nell'Antico Testamento questa porta era importante ed era consacrata, fu consacrata dal sacerdote, dal sommo sacerdote questa porta, perché da quella porta entravano gli agnelli, cioè gli agnelli sacrificali, le pecore che dovevano essere sacrificate. Siccome è piaciuta questa cosa di Gesù che dice io sono, vi voglio proporre questi io sono durante queste settimane. Per cui noi stiamo passando ad un altro io sono. E siamo partiti da questa parola. Qua Ezechiele sta parlando agli ebrei e sta dicendo agli ebrei che stavano subendo il danno che avevano subito era a causa dei pastori che non avevano pasturato bene la casa di Israele. Perché Ezechiele dice questo? Perché in questo periodo storico il popolo di Israele fu deportato in Babilonia. Quindi stiamo parlando di Ezechiele come di uno che sta profetizzando mentre il popolo di Israele è in esilio. E più nello specifico, più o meno, questo capitolo si riferisce al 6º-7° anno dell'esilio di Israele. Quindi siamo all'inizio dell'esilio. E Ezechiele dice bello chiaro che la colpa è dei pastori che hanno pasturato male il popolo e quindi questo popolo è stato disperso. Ci siete? Quindi i pastori sono per lo più le guide religiose, ma non solo le guide religiose, ma anche le guide politiche, anche se non dobbiamo mai dimenticare che la politica e la religione a quel tempo erano la stessa cosa. Chiaro? Il re si doveva muovere secondo quello che gli ispirava il profeta o direttamente Dio. Quindi, questi pastori, anziché fare gli interessi di Dio, queste persone, questi leader, anziché fare gli interessi di Dio, hanno fatto i loro interessi, hanno sfruttato le pecore, si sono mangiati quelle che erano grasse, cioè che avevano in abbondanza, le hanno sfruttate. Quando dice vi siete mangiati il grasso delle pecore grasse, è perché proprio le hanno spogliate, hanno fatto di tutto per arricchirsi questi pastori, ma al momento del pericolo se ne sono andati, sono scomparsi, non c'erano più. E quindi che succede? Che queste pecore malate, maltrattate, abbandonate, quando hanno fame, che fanno? Se ne vanno, scappano, si disperdono. Ci siete? Se la pecora non ha niente da mangiare nell'ovile, una cosa la deve fare, per istinto cerca l'erba, scappa. Se voi ci fate caso, guardate che cosa dice: non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con forza e durezza. Quindi stiamo parlando di personaggi che meritavano quello che hanno ricevuto. La cosa bella di questo passo, di questo capitolo, è che comunque Dio consola il suo popolo, che è all'inizio del suo esilio, cioè nel 6° anno. Sappiamo che sarebbero passati 70 anni dal ritorno a Gerusalemme e quindi dall'epoca di Esdra e Neemia. 70 anni. Eppure Dio dice: non vi preoccupate, io vi recupererò e vi riporterò, ora vediamo, nella vostra terra. Versetto 7: perciò, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, poiché le mie pecore sono diventate una preda, le mie pecore sono andate in pasto a tutte le fiere della campagna, per mancanza di un pastore, e perché i miei pastori non sono andati in cerca delle mie pecore, ma i pastori hanno pasciuto se stessi e non hanno pasciuto le mie pecore. Mi voglio fermare un attimino perché ho dimenticato a farvi vedere una cosa. Ci sono le fiere delle campagne. Qua dice che Dio parla per mezzo di Ezechiele e dice che le pecore sono state disperse per i monti e le fiere delle campagne
Dì alla persona accanto a te, monti, così non te lo scordi, che questa è una parola importante. Monti. E le fiere delle campagne ne hanno fatto preda, cioè gli animali della campagna si sono approfittate di queste pecore smarrite e se le sono mangiate. Ci siete? E quindi Dio continua il suo rimprovero verso i pastori di Israele e dice: avete fatto un cattivo lavoro. Versetto 9: perciò, pastore, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice il Signore dell'Eterno: ecco, io sono contro i pastori, chiederò loro conto delle mie pecore e li farò smettere nel pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi, perché strapperò le mie pecore dalla loro bocca e non saranno più il loro pasto. Quindi Dio dice che anche i pastori cadranno in disgrazia, perché un pastore senza pecore non lo può fare più il pastore, perché Dio prenderà provvedimenti e dirà: alt, qua ora ci devo pensare io. La cosa particolare di questo brano è che Dio parla di se stesso e dice che è il pastore di Israele. Lui è il pastore della sua casa. Il pastore di Israele. Dì la persona accanto a te: pastore di Israele. Amen. Quindi Dio toglierà le pecore dalle mani di questi pastori e li farà cadere in disgrazia. Questi pastori smetteranno di approfittarsi delle pecore. Versetto 11: poiché così dice il Signore l'Eterno, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Quindi Dio fa una promessa ad Israele, ma sappiate che è una promessa anche per noi, anche per te. Dio verrà in tuo soccorso e ti strapperà dalle tenebre e dalla giornata uggiosa, come dice, giorno di nuvole, dalla giornata uggiosa, e ti recupererà, ti pascerà Lui stesso. Dì alla persona accanto a te: Dio ti pascerà. Ma dici, pastore, che sono sbagliate? No. Ovvio che no. Ma qua c'è tutto un discorso che è umano. Le persone che erano state delegate da Dio hanno fallito, ma non vuol dire che tutti i delegati di Dio falliscono. Ci siete? In questo caso specifico, e vedete che non è solo colpa dei pastori, amen. In questo caso specifico Dio ha detto, perché sta parlando al suo popolo e gli sta dicendo: basta, ora è tempo di cambiare. Versetto 13: le farò uscire tra i popoli e le radunerò dai vari paesi, le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti di Israele, lungo i corsi d'acqua e in tutti i luoghi abitati del paese. Mi fermo un attimino per dirvi che questa profezia è stata fatta durante il 6° anno di cattività, ma si è realizzata dopo 70 anni, dopo 63 anni e 64 anni, si è realizzata e il popolo di Israele è veramente ritornato in Israele, veramente ha iniziato una nuova vita. E sappiate una cosa, mentre prima i pastori che si ingrassavano con il popolo erano idolatri e portavano all'idolatria il popolo, dal ritorno di Israele in Babilonia, dal ritorno del popolo nella loro terra promessa, da quel momento in poi il popolo di Israele non ha più adorato altri dei se non il solo Dio. Sono diventati fedeli perché hanno riconosciuto che Dio era veramente colui che li ha recuperati e riportati all'ovile. Versetto 14: le pascerò in buoni pascoli e il loro ovile sarà sui monti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e pascoleranno in ricchi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. La pascerò con giustizia. Allora guardate che dice: ma come? Se lamenta che i pastori si mangiavano la grassa e qua invece dice distruggerò la grassa. Ricordatelo, perché ora ci arriviamo. Che si trova versetto 20. Perciò così dice il Signore l'Eterno:
Ecco, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra, perché voi avete spinto con i fianchi e con la spalla e avete dato cornate a tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. Quindi, se da un lato c'erano i pastori che facevano quello che volevano con il popolo e scannavano la grassa per arricchirsi ancora di più e la magra l'abbandonavano, quelle grasse che invece erano tra il popolo si arricchivano con quelle povere. Quindi anche tra il popolo c'era gente che era superba, che era diventata orgogliosa e che si approfittava degli ultimi della terra. Quindi non è solo colpa del pastore. Qual è quindi il compito del pastore? Mettere in riga la grassa e nutrire la debole. Attenzione, perché è vero che Dio consola il suo popolo e dice: non vi preoccupate, io vi radunerò. Ma questo non ci allontana dal giudizio se siamo pecore grasse o magre. Cioè, io posso essere una pecora grassa, ma io non devo approfittare di quello che io ho verso la pecora magra. Capite? Ognuno di noi ha comunque responsabilità. È vero che Dio ci riunisce, ma senza il bastone, senza, diciamo così, lo scettro, senza un governo, le pecore comunque restano smarrite, perché c'erano i pastori. Ma perché questi pastori hanno fallito? Perché questi pastori, oltre ad approfittarsi del popolo, neanche le curava, cioè non li dominava, non presentava loro qual era l'amore di Dio, la legge di Dio, il comandamento divino. Erano abbandonate a loro stesse. Quindi questi pastori avevano un doppio problema, cioè si ingrassavano, ma non solo si ingrassavano, non facevano neanche quello che era il minimo indispensabile per far capire alle pecore che dovevano stare tranquille. E le pecore se ne approfittavano. Amen. Questo quindi vuol dire che nel momento in cui noi siamo insieme, sotto la presenza, sotto le ali divine del Padre, nel suo ovile, questo vuol dire che comunque noi dobbiamo ascoltare, dobbiamo essere educate. Le pecore devono essere educate, perché le pecore, se non sono educate, se ne vanno per i fatti loro. È vero? Amen. Quindi, tutti i danni non li ha fatti solo i pastori, ma anche tra le pecore c'erano follie. Versetto 23. Stabilirò, qua inizia il colpo di scena. Colpo di scena. Stabilirò su di loro un pastore che le pascolerà. Ma come? Poco fa ha detto io stesso pascolerò il gregge e ora dice stabilirò su di loro un pastore. Quindi stabilirò su di loro un solo pastore e le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà e sarà il loro pastore, e io l'Eterno sarò il loro Dio. E il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io l'Eterno ho parlato. Amen. Quindi, Ezechiele, ispirato da Dio, dice che metterà un pastore sulla casa di Israele, e questo pastore è Davide. Siete d'accordo con me? No. Che Davide era morto da 400 anni. Stiamo parlando della cattività. Quindi Davide già 400, forse di più. Davide non c'era più. Quindi di chi sta parlando? Sta parlando di Gesù. Sta parlando di Gesù. E quindi ecco perché Ezechiele è ispirato. Perché dice io pascolerò però metterò un pastore sopra la casa di Israele? Perché Davide è Dio stesso in questo caso. Cristo è Dio stesso. Questa è la grande rivelazione di Ezechiele. Grandissima rivelazione. E Israele ancora attende questo Davide. Ma Ezechiele gliel'ha detto, Dio ti pascerà. Chi è questo Dio? Davide, il servo di Dio, che è Dio stesso. Gesù Cristo è Dio stesso.
è la discendenza di Davide. Lui stava parlando come discendenza, ma stava dicendo che Davide era lui, era Dio stesso. Quindi, versetto 25, stabilirò con essi un nuovo patto di pace e farò sparire le belve malefiche dal paese, quindi farà scomparire il male. Ma chi farà scomparire le belve? Lui dice io, perché lui è il pastore, il buon pastore, ma dice anche Davide farà scomparire le belve malefiche. Sta parlando di Gesù, ovvio, non c'è dubbio. E renderò loro i luoghi intorno al mio colle una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e sarà pioggia di benedizione. L'albero della campagna darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e riconosceranno che io sono l'Eterno. Quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano in schiavitù. E non saranno più preda delle nazioni, né le divoreranno più le fiere della campagna, ma dimoreranno al sicuro e nessuno le spaventerà. Farò sorgere per loro un giardino di grande fama, fama, di splendore. Non saranno più consumati dalla fame nel paese e non porteranno più il vituperio delle nazioni. Così riconosceranno che io, l'Eterno, il loro Dio, sono con loro, ed essi, la casa di Israele, sono il mio popolo. Dice il Signore degli Eterni, voi siete le mie pecore, le pecore del mio pascolo. Siete uomini, io sono il vostro Dio, dice l'Eterno. Amen. Questa promessa però ancora non si è realizzata completamente, perché sta parlando del regno messianico, sta parlando della fine dei tempi. Ezechiele ha un'altra visione delle cose che verranno nel futuro, ma parla che tutte queste cose avverranno quando Davide sarà rivelato. Ora Davide è sceso in mezzo a noi, era Gesù, ma gli ebrei non l'hanno accettato, quindi è risalito al Padre perché deve ritornare per giudicare di nuovo i vivi e i morti, e da quel momento in poi inizierà il regno messianico. Però vi voglio dire che siccome Gesù è già re dentro di noi, okay, queste parole hanno anche una valenza spirituale, ma anche secolare nella nostra vita. Cioè sono promesse che Dio non può mantenere ancora per tutto il mondo, perché tutto il mondo non ha accettato Gesù, ma le mantiene nella nostra vita. Sono promesse che sono per la nostra vita. Perché se il regno messianico ancora non si è stabilito sulla terra, è anche vero che il regno messianico si è stabilito in noi, in te. Amen. Quindi queste sono parole, sono promesse per noi in questo momento. Amen. Quindi niente bestie. Vi voglio fare questo piccolo elenco perché è importante, vi voglio fare vedere una cosa ora. Niente bestie, quindi il diavolo perde, perché la bestia rappresenta il diavolo che cerca di mangiare le pecore. Il versetto 25 dice così esse potranno dimorare al sicuro nel deserto e dormire nelle foreste, perché non ci sono bestie. Quindi il deserto diventerà un luogo sicuro, ma anche la foresta, perché la foresta ci sono gli animali pure, diventerà un luogo sicuro. Quindi i luoghi sicuri siamo noi che siamo spiritualmente liberi. Pioggia, quindi la pioggia di benedizione, lo Spirito Santo, frutti, una vita serena, tranquilla, significa pace, serenità, tranquillità, i frutti dello Spirito Santo. Nessuno spavento, quindi anche la paura scomparirà dalla nostra vita. Niente fame, niente vituperio, quindi giustizia e prosperità, anche secolare, non soltanto spirituale. Cioè noi dobbiamo prendere questa promessa e farla nostra. Dio ci promette prosperità, il necessario per stare bene e per fare stare bene gli altri. Vi voglio ricordare che le grasse potevano dare, cioè le grasse inteso come ricchezza, avevano la possibilità di arricchire le altre pecore e invece le sfruttavano al contrario. Chiaro? Tutto naturalmente per la gloria di Dio, perché alla fine lui dice: voi siete le mie pecore pascano il mio gregge, siete uomini, io sono il vostro Dio, dice l'Eterno. Amen.
E andiamo a prendere Giovanni, capitolo 10. Versetto 11. Come vi ho detto l'altra volta, quando Gesù ha detto io sono la porta delle pecore e gli ebrei l'ascoltavano, hanno capito a che cosa si riferiva Gesù. E si riferiva a quella porta vicino al Tempio dove entravano gli agnelli, le pecore, per essere sacrificate. E hanno fatto 4+4, hanno compreso benissimo. E quando Gesù ha detto io sono, hanno capito anche che Gesù stava dicendo una cosa sottile, cioè lui stava affermando che lui era Dio. Giovanni 10,11 dice io sono il buon pastore, dì la pastore accanto a te, il buon pastore. Amen. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ecco. Quando Gesù pronuncia questa frase, naturalmente sta parlando ad ebrei, ok? Quando noi leggiamo questa frase senza conoscere Ezechiele, noi pensiamo che al buon pastore che ha cura delle sue pecore, punto. Ma Gesù non sta parlando a noi che noi non abbiamo rivelazione, non abbiamo intendimento di Ezechiele, ma sta parlando agli ebrei e gli ebrei l'hanno capito, subito l'hanno capito che cosa voleva dire Gesù. Gesù stava dicendo che lui era quel buon pastore che doveva venire. Gesù stava dicendo che siccome Dio in Ezechiele si è fatto buon pastore per il suo popolo, lui stava dicendo che era lui il loro buon pastore. E che lui non avrebbe operato come hanno fatto quelli che si approfittavano delle pecore. Lui stava dicendo che sarebbe morto per loro. E quindi voi pensate, per questo lo volevano uccidere, ma è ovvio. Ma Gesù ogni 5 minuti ci diceva che era Dio. A noi sfugge questa cosa se leggiamo questo brano solamente, ma se lo colleghiamo a Ezechiele noi abbiamo luce di questa cosa. Gesù li provocava spiritualmente, si fa per dire, ve lo dico così, li provocava continuamente. Quindi in questo brano Gesù parla agli ebrei, abbiamo detto, lui è il pastore promesso, lui è quel Davide. Versetto 12. Ma il mercenario, che non è pastore, e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Ora, sono sì e no pochissimi versetti, ma Gesù in questi pochissimi versetti sta richiamando alla mente Ezechiele e gli sta dicendo che siccome Dio gli aveva detto che loro non sarebbero stati più buon pastori e siccome loro hanno continuato a fare, gli sta dicendo che loro sono mercenari. A loro la canta, perché gli sta continuando a dire a voi non vi interessa niente delle pecore, voi siete mercenari perché io sono il buon pastore promesso. Amen. Qualcuno dica amen più forte. Amen. Quindi gli ebrei l'hanno capito perfettamente quello che Gesù gli passava per la testa e quello che gli stava dicendo. Non glielo stava dicendo direttamente, ma gli stava facendo capire, bello chiaro, che loro avevano usurpato un posto. Se voi fate caso, ogni volta che lui parla, per esempio, della vigna, i mercenari, quelli che curavano la vigna, che uccidevano tutti coloro che andavano per conto del padrone a vedere come andava la vigna. Hanno ucciso pure il figlio del vignaiuolo, vi ricordate? Sempre gliela canta. Ma qua, che noi non abbiamo capito fino ad oggi, in realtà gliela canta pure. Gli sta dicendo che sono criminali. E quindi che succede? Che c'è arrivato a un certo punto pure il lupo. Versetto 12 e dice ancora, la seconda parte, e il lupo rapisce e disperde le pecore. Or il mercenario fugge perché è mercenario e non si occupa delle pecore. Quindi il vero pastore, il vero buon pastore è colui che dà la vita, cioè si dà in bocca al lupo. Abbiamo detto che le fiere rappresentano
Le fiere della campagna rappresentano gli spiriti, rappresenta il diavolo. In questo caso rappresenta il diavolo. E Gesù sta dicendo che lui, pur di difendere le pecore, non mette le pecore in bocca al lupo, si metterà lui in bocca al lupo. Si sacrificherà a lui per le pecore. No, glielo sta dicendo in questo momento, giusto? Già l'ha fatto. È anche vero che spiritualmente a noi ci sta dicendo un'altra cosa, che il lupo su di noi non ha più potere. Ovvio, perché già il lupo si è saziato, diciamo così, nella vita di Gesù. E ha perso il diritto di cercare noi. Però ora qua ci arriviamo, vi leggerò delle cose che voi direte, ah, ecco che voleva vedere Gesù. Quindi Dio aveva promesso che non ci sarebbe stato più alcun animale in Ezechiele, vi ricordate? Che ve lo devo andare a leggere? Nessuna belva. Era qua. E non saranno più prede delle nazioni. Sì, c'era comunque il brano che nessuna bestia più avrebbe... E si è realizzato in Gesù. Cioè quando Ezechiele parlava di Davide, stava dicendo che grazie a Davide non ci sarebbero state più gli attacchi del nemico. Il diavolo non avrebbe più avuto potere sul popolo di Dio. Amen. Quindi i mercenari sono quei pastori che fanno i loro interessi, che non gli interessa niente delle pecore. Peggio, mentre magari i pastori erano delegati per curare le pecore, in questo caso neanche sono delegati. Quindi Giovanni 10, sempre versetto 12, no, già l'abbiamo letto, 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Guardate in 2 versetti come ha fatto il riassunto di Ezechiele. Dio che cosa stava dicendo? Io sono il pastore della mia casa. Io pascerò la mia casa, Davide, mio servo, pascerà la mia casa. Cioè, Dio dice che Davide pascerà la sua casa, ma dice anche che lui stesso pascerà la casa. Dio si guarda allo specchio e vede Davide, il suo servo Gesù, naturalmente, che significa, sta dicendo che Dio Padre e Davide sono la stessa persona. Gesù dice la stessa cosa. Gesù dice la stessa cosa, gli ebrei non erano cretini, l'avevano capito. Gesù sta dicendo, io e il Padre siamo uno. E gli ebrei si imbazzirono, erano pazzi, lo volevano togliere di mezzo proprio per questo motivo, perché lui prendeva le scritture che lui conosceva. Dovete sapere che Gesù conosceva le scritture perché le ha dettate lui. Lui le ha dettate ai profeti per mezzo dello Spirito Santo, ma sempre lui era. Se non lo sapeva lui la Bibbia, ma lui andava a prendere quei brani che sapeva benissimo che chi ascoltava collegava il discorso e diceva, ah, ma che sto spirito è? La sa lunga. Ecco perché dicevano che Gesù aveva tanta sapienza, non perché diceva cose intelligenti, ma perché diceva cose intelligenti collegate alla legge di Mosè, all'Antico Testamento. E gli ebrei l'avevano capito. Amen. La bella notizia arriva ora, al versetto 16. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Ora Gesù parla di noi. Tutto questo discorso che abbiamo fatto per gli ebrei, per il popolo di Israele, tutto quanto era rivolto a loro. Ma arrivato a un certo punto Gesù dice che loro non devono montarsi la testa, non sono solo loro i salvati, ma altre pecore. Lo sapete, molte volte questo versetto viene interpretato da molti complottisti del mondo, diciamo così, come se Dio avesse altri pianeti, ci fossero gli extraterrestri, quindi altri ovili dove Gesù doveva andare a recuperare. No, stava parlando ora di noi, sta parlando dei gentili. Tutto questo discorso Gesù ci sta dicendo che vale anche per noi, cioè che lui si sarebbe preso cura di noi. Noi siamo l'altro ovile. E poi dice ancora, anche quelle io devo raccogliere
ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Però se ci fate caso, agli ebrei Gesù ha detto una cosa: le mie pecore conoscono la mia voce. Non sta parlando a noi qua. Vi voglio fare capire questo. No, sta parlando agli ebrei, perché lui stava parlando con la voce di Dio e stava dicendo: voi che vi sentite già arrivati, lo dovreste capire che io sono Dio. Perché noi non possiamo, perché non l'ha detto a noi? È bello, è romantico pensare che sia un messaggio anche per noi, ma leggendo il brano non è una cosa rivolta direttamente a noi, è qualcosa che riguarda loro. Perché noi non avevamo, diciamo così, al tempo di Gesù le persone che non erano ebrei non avevano idea di quello che era la legge di Dio, quindi non conoscevano la voce di Dio. Gli ebrei conoscevano la voce di Dio. Ecco perché Gesù dice: le mie pecore mi conoscono, ascoltano la mia voce e mi seguono. Ora noi che abbiamo compreso qual è il messaggio di Dio, conosciamo la voce di Dio e sappiamo che Lui è il buon pastore. Ma Lui stava dicendo a loro, e stava dicendo: le mie pecore conoscono la voce di Dio, io sono Dio, e se voi sentite che io sono Dio con la mia voce, mi dovete seguire. Ma quelli non erano pecore, erano mercenari. Non lo so, è complicato il discorso, non so se l'avete capito. L'avete capito? È chiaro? Non stava parlando a noi Gesù, stava parlando a loro. E gli stava dicendo: se non mi ascoltate non c'è niente da fare. Amen? E quindi siamo arrivati a Giovanni 16. Quindi un altro gregge siamo noi. Quindi tutte le promesse che noi abbiamo letto in Ezechiele, che Gesù, tutto il discorso che Gesù ha fatto qua, ha un valore spirituale umano anche per noi. Cioè sono promesse, siccome dobbiamo diventare un unico gregge, quelle promesse sono anche per noi. Amen? Amen? Alleluia. Vi voglio fare notare una cosa. Luca 15, versetto 3. È qualcosa che se voi non leggete Ezechiele non si capisce bene. O uno può fare tante supposizioni e non lo capisce bene, ma ora abbiamo la rivelazione di questa parola. Guardate. Allora gli disse loro questa parabola: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non l'ha ritrovata? E quando l'ha ritrovata se la mette sulle spalle tutto contento. Ora, cane di mono che fa il pastore, ma quale pazzo lascia le pecore in mezzo al deserto? Nessuno. Eppure Dio in Ezechiele dice, versetto 25 ve l'avevo detto, dimoreranno al sicuro nel deserto. Gesù non lascia le pecore nel deserto per farle morire, ma perché grazie alla presenza di Cristo nella nostra vita il deserto diventa un luogo sicuro. Ora avete luce su questo brano? Bellissimo. Quindi il deserto noi non lo dobbiamo guardare più come qualcosa di negativo, ma come qualcosa che in Cristo diventa un luogo sicuro. Amen. Il versetto 25 di Ezechiele 34-25 dice così: così esse potranno dimorare al sicuro nel deserto e dormire nelle foreste. Guardate un po' che cosa dice Matteo 18:12. Che ve ne pare se uno ha 100 pecore e una di esse si smarrisce? Non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? Non dice deserto, dice monti, ma vi assicuro che questo monti si riferisce alla foresta, perché anche quel luogo diventerà un luogo sicuro. Quindi non si è smentito Dio. In Cristo noi abbiamo sicurezza nel deserto e riposo nella foresta, in mezzo ai monti. Perché? Perché il diavolo non c'è più nella nostra vita. Il lupo non può venire più a dirci
la tua vita è mia, io ti mangio. Dì alla persona accanto a te, il lupo non ti può mangiare più. Bellissimo. Quando Gesù dice io sono il buon pastore, sta dicendo che Lui è Dio. Non soltanto che con Lui noi siamo protetti, ma con Lui che è Dio noi siamo protetti. La rivelazione che hanno avuto gli ebrei è stata incredibile. Noi abbiamo dovuto studiare per capire che cosa voleva dire Gesù. Loro l'hanno sentita e l'hanno rigettata perché per loro era qualcosa di assurdo. Noi abbiamo ricevuto la grazia di capire che Gesù nella nostra vita è Dio potente. Lui ha dato la sua vita per noi. Il lupo ha incontrato Lui e se l'è mangiato. Perché Lui è andato davanti alle pecore ed è andato Lui volontariamente in bocca al lupo. Amen. Vogliamo concludere con il Salmo 23. Mentre il coro anche Davide, in questo caso, ispirato evidentemente dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo, ci racconta le benedizioni. L'Eterno è il mio pastore, ci alziamo così lo rendiamo più solenne. Salmo 23, Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu mi ungi il capo con olio, la mia coppa trabocca. Perciò certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Io abiterò nella casa dell'Eterno per sempre. Amen. Signore, noi ti ringraziamo. Tu sei benedetto. Ci hai promesso un Davide che scendesse dal cielo. Davide il Santo, il Signore dei Signori. Non Davide l'uomo, ma Davide il Figlio celeste. Grazie Padre, magnifico Dio, magnifico Salvatore, perché tu ci hai dato Gesù. Ci hai parlato con potenza, ci hai rivelato, Signore, la tua misericordia. E questa potenza e questa misericordia hanno un nome magnifico e meraviglioso, Gesù, Gesù Cristo. Gesù dice di sé, io sono. E noi ci dobbiamo fidare di questo io sono. Noi ci dobbiamo fidare di Gesù. Noi ci dobbiamo fidare di questo buon pastore. Lui non ci abbandona in luoghi dove possiamo essere messi in pericolo, nel deserto, in mezzo alle campagne. Lui ci lascia in luoghi sicuri, perché il nemico è già sconfitto. Il nemico è già sconfitto, ha già perso. Ha già perso e ha perso nella mia vita, nella tua vita, nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai reso possibile un così grande miracolo. Ci dispiace che al tempo di Gesù non hanno accettato e non hanno accolto questo messaggio. Ci dispiace ancora oggi per tutti quegli ebrei che non hanno capito e non hanno accolto quel messaggio. Vogliamo pregare per loro, Signore. Vogliamo pregare per Israele, vogliamo pregare per i giudei, vogliamo pregare, Signore, per Gerusalemme, vogliamo presentarti tutto il popolo di Israele. Vogliamo che abbiano la rivelazione di Gesù Cristo, Signore dei Signori, Re dei Re, di Gesù Cristo l'Io sono. Signore, noi te li mettiamo davanti in questo momento, vogliamo che loro riconoscano il buon pastore in Gesù Cristo. Noi lo riconosciamo nella nostra vita. Grazie Signore perché tu ci hai dato questo bravo e ottimo pastore per guidare la nostra vita, per guidare la Chiesa. Tu fasci la pecora, Signore, malata, nutri quella affamata, soccorri, Signore, quella che ha bisogno e vai in cerca della pecora smarrita. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai fatto
della tua vita, uno scopo di vita per la nostra vita. Grazie Signore perché il tuo scopo in questo mondo siamo stati noi e hai portato a compimento, Signore, il tuo piano, la tua missione. Grazie Signore. Ti vogliamo pregare, Signore, ancora per la nostra vita, per la nostra salute. Vogliamo, Signore, cacciare via ancora ogni bestia selvatica nella nostra vita che ci disturba, che disturba i nostri pensieri, che disturba il nostro corpo, che disturba la nostra anima, nel nome di Gesù Cristo. Noi prendiamo e cacciamo via ogni belva malvagia che non può farci niente, ma che tenta di abbatterci. Nel nome di Gesù Cristo noi leghiamo ogni belva malvagia, ogni lupo, lo leghiamo e lo cacciamo via nel nome di Gesù Cristo. Vattene via dalla nostra vita, vattene via dalla mia vita, vattene via dalla sua vita nel nome di Gesù. Intervieni, Signore. Intervieni, Signore. Mettiti ancora davanti a noi a difenderci nel nome di Gesù Cristo. Ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo. Tu sei degno, Signore, della lode, della gloria e dell'onore. Perfetto, Signore, in ogni tua opera, e noi siamo la tua opera perfetta. Grazie, Signore, sei degno della lode. Osanna al nome di Gesù Cristo. Amen. Noi ti lodiamo, Signore. Ti adoriamo con tutto il nostro cuore, perché tu sei il nostro vero pastore. Tu sei l'agnello immolato. Tu sei il Santo dei Santi, degno della gloria e degno dell'onore. Tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria nei secoli. Gloria a te, Signore, gloria a te. Alleluia. Amen, amen, amen. All'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Potenza, ricchezza, sapienza, onore, gloria e benedizione. Sei degno di aprire il gran libro perché sei stato immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Vittoria, grandezza, splendore e forza all'agnello seduto sul trono, col sangue hai comprato per sempre per Dio uomini di ogni nazione. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello immolato, immolato per noi. Lode all'agnello immolato, lode al Santo dei Santi, degno è l'agnello
Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. A te sia la gloria e l'onore, perché solo tu sei degno. Glorioso sei tu, Signore. Grazie, Amen. Gesù. Amen. 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 Voglio ringraziare il Signore perché veramente oggi ha una giornata che mi fa male un ginocchio e passando il pastore Carmelo l'ho invitato a pregarmi per me e mi sono sentita dalla testa ai piedi un qualcosa di strano che non so spiegare e ora mi è passato. Io voglio dare gloria al Signore e onore anche al pastore che ha fatto questa cosa. Scusate l'emozione perché io non sono. Io voglio testimoniare una cosa che mi è successa poc'anzi. Attraverso il nostro pastore. Da tempo che ho una cestolina nel polso, ho tanto pregato ma non andava via. Ho avuto sempre nel cuore che doveva pregare il nostro pastore, non lo so perché. Sono andata anche dalla dottoressa, mi diceva di mettere una fascia, però non l'ho fatto mai. A volte mi faceva male. Ora ho detto al nostro pastore quando sono arrivata se pregava per me, che mi faceva male qui dietro, il nervo sciatico. Ho fatto vedere anche il polso e si è messa a pregare per questa cestolina. Ringrazio Dio, ringrazio il nostro pastore perché la cestolina è rientrata. Voglio dare gloria al Signore e voglio veramente benedire il nostro pastore perché Gesù si serve di lui. Amen. Suo nome glorioso, maestoso, eterno. Lui è, consolatore, guaritore, redentore, liberatore. Chiamalo, amalo, perché chi chiama quel nome non è stato deluso mai. Il suo nome è Gesù. Seguilo, chiamalo, amalo, perché chi chiama quel nome non è stato deluso mai. Il suo nome è Gesù, via, verità, vita, roccia e rifugio. Lui è, fedele, giusto, santo, unico e potente.
lo chiamano, amano, perché chi chiama quel nome no, non è stato deluso mai. Il suo nome è Gesù. Seguilo, chiamalo, amalo, perché ti chiama quel nome no, non è stato deluso mai. Il suo nome è Gesù. Amen. Grazie Signore. Alleluia. Vieni Signore a benedire questa serata, vieni a benedire ancora le nostre vite. Tu sei il nostro buon pastore. Dacci Signore la favella, l'intelligenza di presentare la tua maestà, quanto tu sei buono, come tu sei il buon pastore di tutti coloro che hanno voglia di essere pasciuti da te. Benedici Signore le nostre case, benedici Signore i nostri figli, le nostre figlie, benedici Signore mogli e mariti, benedici Signore i nostri amici e i nostri nemici. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore eterno. Amen e alleluia. Grazie Signore. Amen.